Venerdì 21 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 Belluno. Marco Crezzi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e quindi diamo subito uno sguardo, in questo caso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi: l'eredità della Carraro, professionalità e sorriso. Il ricordo dell'USL e una raccolta fondi per formare sanitari. Ieri all'USL Dolomiti è stata una giornata di dolore per la scomparsa prematura del direttore generale Maria Grazia Carraro, 62 anni, originaria di Vazzola, Treviso, residente nella frazione di Negrisia a Ponte di Piave. Ma per l'azienda sanitaria è stata anche una giornata ricca dell'immenso affetto arrivato da ogni dove, con centinaia di messaggi, e ieri ci sono stati quelli dei suoi collaboratori, i sanitari, i dirigenti che hanno potuto apprezzare la professionalità e l'umanità. Funzaso, miracolati 4 ragazzi, in auto sono finiti contro un muretto, si sono schiantati davanti a casa, miracolati 4 ragazzi coinvolti nell'incidente mercoledì sera nella zona industriale di Artendi Fonzaso. La scena surreale con l'auto accartocciata faceva temere il peggio, la prognosi più grave di 30 giorni. E la notizia messa in primo piano riguarda una bomber, indagato un bellunese. Il fratello di Zornitta è un bancario in pensione che abita in città. Anche lui è stato coinvolto nella nuova inchiesta. Quei reperti sono in condizioni disastrose, non usa a mezzi termini l'avvocato Maurizio Paniz, difensore storico di Elvio Zornitta, uno degli indagati nell'inchiesta bis di una bomber. Prove che sono state custodite in questi anni in una umida stanza di Trieste, da dove sono uscite e rientrate più volte con conseguente possibile compromissione. Da lì riparte l'indagine per dare un volto al bombarolo che agì tra il 94 e il 2006 nel nord-est, un'inchiesta bis che vede iscritte nel registro degli indagati 11 persone e che travolge questa volta anche il bellunese Galliano Zornitta, fratello di Elvo, bancario ora in pensione che abita nel capoluogo. Al suo fianco l'avvocato Paolo Patelmo, che per primo ha sollevato dubbi su questi reperti, dai quali dovrebbe uscire la prova granitica per risolvere il mistero che ha tenuto banco per quasi 30 anni. L'approfondimento di Bonetti a pagina 9. L'evento, l'iniziativa e appello dei sindaci, servono volontari, il Giro d'Italia mobilita la provincia di Belluno e ancora Belluno, perizia bellica nell'area del nuovo ponte. Palazzo Rosso sta continuando a cercare finanziamenti per il nuovo ponte sul Piave che sostituirà il Bailey, ma intanto la vita tecnica della passerella si sta esaurendo e i tempi si accorciano. Covid, la casa di riposo chiude le porte ai familiari. La casa di riposo di Limana è ancora chiusa da prima di Pasqua a causa di un focolaio di Covid. Gli anziani e i loro familiari dovranno aspettare che si plachi quest'ondata, fa sapere la sindaca Milena De Zanet. Ponte nelle Alpi, 50 genitori firmano un patto, niente cellulare ai figli fino ai 12 anni. A Ponte nelle Alpi ha già coinvolto una cinquantina di genitori, è il patto di comunità per il benessere digitale dei bambini e dei ragazzi. È il papà Alex Fagro a dare una testimonianza e a spiegare perché hanno deciso di vietare lo smartphone ai figli under 12. Tutto è partito da un incontro delle scuole in rete, afferma. Un richiamo anche per quanto riguarda lo sport bellunese, rugby, il sogno di Alissa Dincami, piacerebbe giocare in un club straniero. Calcio, Dolomiti UNESCO, parti a confronto per arrivare alla rescissione. E ancora Livinallongo, commercianti e albergatori, passi chiusi, non così. Tutti d'accordo sulla necessità di politiche sostenibili e rispettose dell'ambiente, ma chiudere i valichi 2 ore al giorno lascia dubbi. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno. La prima notizia che troviamo ci porta al Giro d'Italia in programma quest'anno e che ovviamente passerà con 2 importanti tappe nel territorio bellunese. 2 tappe bellunesi, servono volontari, questo è il titolo, presentati in provincia gli eventi collaterali alle tappe Oderzo Val di Zoldo e Longarone Trescimi di Lavaredo. C'è una pedalata verso la diga e Derto. Il sindaco Zoldano, Camillo De Pellegrin, con il pedale Opitergino abbiamo organizzato un evento riservato agli amatori. Rifugio Auronzo, raggiungibile quel giorno solo con bus navetta confermati in vari punti della Val d'Ansiei. E sempre in merito al Giro d'Italia in provincia di Belluno, industria e artigianato al fianco degli organizzatori, l'impegno per la valorizzazione turistica del territorio coinvolge tutte le realtà imprenditoriali. E adesso un altro richiamo del Gazzettino di Belluno in merito alla morte della direttrice sanitaria dell'USL numero 1 Dolomiti. Parliamo di Maria Grazia Carraro, venuta a mancare all'età di 62 anni dopo breve malattia. Una raccolta fondi per formare sanitari in memoria della direttrice generale.
Tutta l'USL si è unita ieri nel ricordo della direttrice generale Carraro, la sua forza, semplicità e umanità raccontate con episodi e aneddoti. Ed ecco alcune dichiarazioni di diversi dirigenti e compagni di squadra appunto della direttrice generale Maria Grazia Carraro, capacità comunicativa e soluzioni che erano fuori dagli schemi. Questa era la dichiarazione di Rosanna Zatta. Era una grande manager ma anche una mamma speciale, Alessio Gioffredi. Aveva sempre il sorriso anche nei momenti più difficili, Giulio Trillò. E ancora, quando spostò le panchine per far sedere chi attendeva il vaccino, Sandro Cinquetti. Ma ancora il primario del pronto soccorso, lei non faceva la direttrice, incarnava quel ruolo. La caposala, il suo comando era chiamatemi in qualsiasi momento, sono a vostra disposizione. E ancora gli amministrativi, era giustamente esigente, a volte anche troppo, però sapeva gratificare tutti. Siamo a pagina 5 del Gazzettino di Belluno, Museo dello Sci, memoria di Zampieri, caccia ai fondi. Il comune ha varato il piano per il bando transfrontaliero. L'iniziativa, notizia che ci porta a Ponte nelle Alpi, niente cellulare ai figli under 12, 50 genitori bellunesi si sono uniti nel patto digitale e spiegano che limitare l'uso dei telefonini ai bimbi è possibile. Ci siamo dati delle regole che per coerenza valgono anche per gli adulti e proponiamo un uso sano degli smartphone. L'idea da scuola in rete, invito esteso anche ad altri con una serie di incontri. Pagina 7, notizia che ci porta nuovamente nel capoluogo bellunese, nuovo ponte, una perizia bellica sul Piave. Il comune ha incaricati una ditta di studiare il rischio di residuati sull'area di 5.500 metri quadrati a Lambioi. La valutazione avverrà nello spazio di progetto del Bailey e comprende l'analisi della zona interessata dai futuri scavi. Intanto la Giunta continua la caccia ai finanziamenti per il progetto. Il vice sindaco Gamba servono 15 milioni di euro. Dolomiti Bus, mancano 50 autisti, fatevi avanti, l'azienda da anni sotto organico si è affidata a un professionista per la ricerca. E ancora la segnalazione, ancora dal capoluogo, l'albero di Chiesurazza a Borgo Piave, intervenite, potrebbe esserci pericolo. Siamo alle pagine dedicate a Feltre e al Feltrino. La prima notizia riguarda appunto Feltre, taglio di rette e tributi per i 22 sfollati di Farra. L'annuncio ieri dalla giunta Fusaro, che ha anche attivato un conto per aiuti, intanto migliorano le condizioni del ferito, non è più in rianimazione. L'assessore Bona, da sottolineare lo spirito di abnegazione di tutto il personale in prima linea. E in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, vediamo la situazione dell'abitato completamente devastato a causa di una esplosione e che ha reso inagibili anche le altre parti del palazzo. Feltre, nuove comunità energetiche, Lions ci crede è il futuro e ancora a Fonzaso si schiantano sotto casa miracolati 4 ragazzi, il più grave a 30 giorni. L'incidente mercoledì notte alla Fenadora, l'auto contro il muretto senza scena surreale, così è stata descritta dai testimoni ed ecco appunto come si ritrova l'auto, in questo caso un Opel Corsa, dopo lo schianto appunto diretto a questo muretto. Sempre da Feltre, Clivet, nuovo stabilimento in rampa di lancio, si amplia l'azienda di pompe di calore a Villa Paiera, gettate le fondamenta del complesso che avrà 30.000 metri quadrati, sarà operativo tra un anno, investimento da 60 milioni, prevista l'assunzione di 300 persone, questa è la vera sfida. Ancora da Feltre, studenti del Colotti a lezione di lavoro in ditta, i ragazzi delle quarte e delle quinte accolti nella fabbrica dove oggi lavorano molti ex allievi dello stesso istituto. Ancora da Feltre, le orme tornano dopo 7 anni, concerto alla Sagra di San Vittore. Si rende il Grappa, aula di robotica più ricca alle medie, Azzurra dona strumenti e attrezzi. La soddisfazione del sindaco Dario Scopel per la fornitura. Limana, colpo di coda del Covid, blindata alla casa di riposo, un focolaio ha imposto il ripristino del protocollo per queste strutture. I contagiati hanno i sintomi di un raffreddore ma massima cautela. Adottata la misura precauzionale e più restrittiva per tutelare al massimo la salute degli anziani ospiti. Canale d'Agordo, ostacolare la diffusione del bostrico, ecco come nell'incontro di stasera l'appuntamento alle 20.30 nella sala degli ex emigranti di Canale d'Agordo. A Gordino, passi chiusi per 2 ore al giorno, rischiamo di creare altri problemi, dubbi sulla proposta da Confcommercio e Federalberghi. Cortina, pista da bob, boschi rispettati. Al ministro Abodi risponde in Senato a un'interrogazione sulla deforestazione legata al nuovo impianto di Ronco. Procede a pieno regime l'abbattimento selettivo del vecchio tracciato, già demolite le curve Verzi, Sento, Cristallo e la S. Ancora dal Cadore, San Vito, cooperativa vinta la sfida del punto vendita Ampezzano. L'annuale assemblea dei soci restituisce un ente in piena salute.
Sport bellunese, dopo 4 ore il Cortina si inchina al Gesenais. Gli sloveni conquistano il titolo di Alps League vincendo all'Olimpico al secondo supplementare ben dopo la mezzanotte. In 1000 ad applaudire l'Afro, 3-4 il risultato finale. Dal rugby all'Issa d'Inca, prima o dopo giocherò in un club straniero. La bellunese è pronta per la nuova partita delle 6 nazioni. Domani le azzurre saranno ospiti della Scozia. Domenica ripartono i campionati locali. Il Feltre, capolista in Serie B, attende Brescia, Boscherai, sfida fondamentale. Ancora sport bellunese, tanta voglia di Champions, anche l'Inter grande semifinalista di quella vera al torneo di Feltre, Pulcini in campo lunedì 1 maggio all'evento organizzato dalla Dolomiti Bellunesi, in tutto 36 squadre tra cui Juve, Verona e Udinese. Calcio a 5, Serie B, tutti in casa, stasera Sedico, domani Canottieri Gemelle. Motociclismo, Axel Bassani torna in pista, oggi prova libera ad Assen. Dopo quasi 2 mesi di stop seguiti alle tappe in Australia e Indonesia, è l'Olanda a ospitare lo show del mondiale Superbike. Dall'agenda del Gazzettino, dalla pallavolo alle fiabe con Giovanni Bortoluzzi, terzo volume dopo il primo dedicato al volley e il secondo alle miniere. E ancora la Denver Band a Sedico per l'Earth Day di domani. L'appuntamento è per, diamo uno sguardo, vediamo subito per il 22 di aprile. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Beluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon fine settimana in compagnia di Radio BM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.